Allora, in questo inverno la stiamo passando un poco dura, è brutta perché c'è la guerra, c'è il virus, c'è il freddo, c'è un poco di tutto. Vabbè, oddio, stiamo bene, noi qui stiamo bene, però c'è troppo di gelo, di freddo, è umido, da quelle parti meschine stanno a freddo, c'è la neve in Germania, tutte le parti c'è la neve che stanno più brutte di noi. Però ringraziamo a Dio, tutto il mondo non ci possiamo lamentare. Ringraziamo a Dio c'è mangiare, c'è un po' di tutto, c'è di fare un pochettino di alimentazione giusta, di quello che c'è. Ogni tanto si deve fare un po' di controllo, al dottore, di che c'è di fare? Di fare solo i tamponi, di tutti, è importante fare i vaccini, facete pille i vaccini perché è importante. È importante quei vaccini, non si scherza con il virus, me lo scordate quello che vi dico, io me l'ho fatto i vaccini, me ne ho fatto 2. Facete pille perché è importante, è inutile che certe persone dicono no, io me ne faccio i vaccini, mi scaldo. No, non è vero. Fate il vaccino perché sennò si muore, ve lo dico prima, perché quel vaccino non si scherza, facendo 6 vaccini e si è scoperto senza vaccino non si scherza. Acchiappare il virus un pochettino è brutto, e senza Dio finisce, recuperato all'ospedale, come si dice, quando si dubba, 2 anni finì la festa, stiamo attenti, 2 anni la persona finì, non se ne esce più, se ne esce quando muore, fuori di qua. Non si scherza con il virus, avete già fare subito il vaccino, subito. Avete le gambe basse, potete non volete, sempre stare a portata delle persone, non dare mani, mettere le mascherine, mettere il guante e tutto, tutta la mochina ogni volta che va qua, anche per un caffè toccare la tazzina dovete fare quella mochina così perché è importante. Non asciugare gli occhi così, perché non dare mano, un momento manco fare così con le mani a così. Perché anche così pure un fetta, non dare proprio male, si saluta con la bocca, ciao e buonasera. Appena uno che ti sta non lo fa per male, nel senso dell'amicizia che tu vuoi abbracciarci, no, non ti arrabbiare, io non ti posso abbracciare perché c'è il virus, stai attento, perché quello virus non si scherza, è una cosa brutta, perché io una volta io l'ho preso il virus l'anno scorso, nel 2021 a febbraio, e senza mangiare nei bivi c'era uno che era infettato, e infettato pure a mia che mi trovavo dentro una chiesa con la mia compagna. Io l'ho preso e lei no, perché è combattivo 40 giorni che è stato a casa con botticini di chiù, ma poi gli a fare tutte i tamponi, viene che me ne sono uscito, mi finì buona così mi è finita. E non ci voglio ingaggiare più perché avere la quarantena a casa è brutta, bruttissima, perché tu non puoi scendere, anzi quando fai la quarantena magari è una cosa buona, perché senza Dio viene intubato, non te ne esce più manco così campe. Non si scherza queste cose perché il virus è brutto, e è tutto qua. E io sono qua, sono andato a trovare Alberto oggi, non avevo niente da fare, e ringraziare a Dio che ci siamo divertiti oggi. Mi sono mangiato due panini con le panelle, una aranciata, io di bevere non bevo, e tutto qua, diciamo, ma Alberto l'ho rispettato per me come un fratello, e tutto questo. Mi dispiace che c'è questo inverno di qua che è un po' brutto, anche che se viviamo un pochettino, però diciamo, tutto cosa ok, non fino adesso. Speriamo che questa persona che la finisce di fare questa guerra, speriamo che se ne va via e fanno la pace e si ritirano tutti questi problemi, perché se no altrimenti a postare a mare ma a finire vero. Già siamo nei tempi di spese, tutte cose aumentano, le bombole del gas, già le bombole del gas sono 100 euro. Come fa a campare una persona? C'è uno che prende 4 soldi, la bombola, la cosa, tutte cose aumentate, non si può cattare più niente. Cioè quelli che prendono la pensione durante il mese, giustamente il freddo lo fa perché gli cristiani anziani vogliono caloria e devono stare dentro a casa con le stufe e lo mangiare. Ci vuole per gli cristiani anziani su come le bambine, e ci vuole un po', perché specialmente i cristiani anziani ci vuole un po' di tutto a casa. Non è che può fare malapito anche se è anziano, perché vuole essere accudito come un bambino, avere bisogno di calorie, per esempio della carne, di quello che ci vuole. Perché quando una persona sta male non è buona, ma stare bene la persona. E chi sotto te porta? E mentre vanno tutte cose care. Io l'altra volta ho comprato due bombe, una per la stufa e una per la cucina, e mi ha costato 60 euro quasi.
Ma come può tirare una persona? Perché prima costava 24 euro ogni bombola. Ora siamo arrivati che una bombola costa 30 euro. Ma è possibile che arrivare a questo discorso? Io voglio fare pure la guerra. Ah, poi siamo a posto preciso. Lo metano, la benzina, la nafta dalle macchine già hanno aumentato tutto. Ma magari un pochettino dobbiamo passare il prezzo, magari un pochettino, porca miseria, è vero, perché sennò una persona ce la fa più tante vite a campare. Ma uno che mangia sempre pasta e cicoria, ogni tanto va a cangiare questa pasta e cicoria, no? A mangiare un po' di cicoria, un po' di cose. Non che c'è uno di non si risparmiano, e che le metti in cozza in gioco marone, e poi tante vite che fa? Muore. E poi, ora no, le cose si devono spendere, perché ci sono che sai che alle volte mi schemi fanno pena, qui c'è uno. Si mangiano tutte cose, e ciao, e a posto che te sono accolta, non so tutte però, attenzione, perché inguzzare perché un bene è buono, la mano fa, vai bene la mano fa, vai bene, una volta buona e una volta tinta, una volta buona, perché non può fare sempre un tinta, fare una volta buono, perché di solito te la cattare le cose, perché morendo non si torna più indietro, uno si va a divertere, e nella vita chi sul divertimento c'è, vedi già dove siamo arrivati, con le cose brutte, siamo arrivati con le cose brutte, che gli altri non potevamo più. Alla sera quando uno arriva a casa fa freddo di gelo, e se uno arriva alla stufa c'è da scappare dentro. E non si rimane mezz'orata e mezz'orata più peggio di dentro. E no, non è buono, di quello che c'è si mangia, uno si fa conto che di lui c'è, per carità, è lui che uno vuole dire. Nel senso che abbassasse magari un pochettino il prezzo di tutte le cose, e basta, e questa è tutta la storia. Ok, vi voglio bene sempre, e buona giornata a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah.